Lo mette male, lo metti in fondo alla frase. Lo mette come ultima parola. Al momento che lo metto. Ma te dici, per esempio io vado scusa, io vado a casa perché No. com'è? Adesso Isa ha detto della bambina che beve il latte intero. Allora noi abbiamo detto Madonna è piccola e stava dicendo una cosa e abbiamo detto no perché è strano, sai, è piccola perché. Ah, è piccola? Beh, noi lo diciamo. Ma, sì, lo so che voi lo diciate non vuol dire che è corretto. Le persone nobili non lo dico. Ma no, Non è corretto. perché non è italiano. Ma perché? Perché non è Dica sì, perché no? non è l'italiano che ci ti... metti pure un'altra cosa in più, anzi. Quindi tu vaffanculo è meglio che uno. Certo. No? Certo. No, perché non è italiano. Visto che lei vuole tanto bene a suo nipote che ha 8 anni, deve parlare italiano, la nonna, becera, non deve parlare di un italiano scorretto. Bestemmia pure, perfetto. Come si chiama Stefano Azzurro? Non ho capito, aspetta, rifammi un po' tutta la frase. Vabbè dai. No, fagliela, che almeno può essere ci arriva entro stasera. La faccio io? Lei la fa benissimo, guardi. È una costruzione strana. Sono andato in bicicletta a comprare i pantaloncini perché. Ecco. Vabbè, no, che se fa l'interrogativa da sola? No. Non era sbagliata invece come la Cioè, la costruzione è quella che prima era sbagliata, era giusta nell'errore la sua. Cioè, la costruzione è di questo tipo. Hai comprato quella macchina, perché? È una domanda. Invece di dire perché hai comprato quella macchina, c'è un'affermazione a cui segue il perché interrogativo. Capito? Invece di fare una frase interrogativa direttamente. Ma io pure lo dico, no? Per me è talmente normale che se lo dici. Ma non lo dico io. Ah, cazzo, io non lo dico. No, lei no. No, lei non lo usa questa forma borgatara errata, non dialettale. Se no mi veniva. No, ma lei non lo usa, solo sua moglie lo usa, una cosa terribile. E io ci lascio mia figlia un mese all'anno, capito? Che la mi torna che mi bestemmia. Già è un mese. Un mese e mezzo. Tu faceva apposta perché era che fa? Se sta lamentando? Una cosa e poi. No, tu ti sei lamentato che ce lascio mia figlia. Che io non parlo bene. Vieni qua, secondo me a fine luglio devi pure pagare. Pure per avermi Allora, stroppiato. mi devo fare il bagno al mare, che io guarda veramente se non faccio il bagno al mare è proprio perché sto morendo. Torniamo, io mi devo fare il bagno in piscina con lei. E esco quando dice lei. Porella, pora donna, pora nonna. Sono problemi. No, poi a che servono i nonni? Problemi. A che servono i nonni? È una domanda perché? È una domanda perché? Gliela faccio in maniera che lei la capisca. Allora, a che servono i nonni perché? Ma i nonni ogni tanto. Un mese e mezzo all'anno? No. Un mese? No, io sento qui a Latina che nessuno fa il nonno. E lei? Ma per noi è un piacere, no? Per noi è un piacere, no? Insomma. No, sai che te se non ci fosse Lucrezia manco sei qui in vacanza. Quello è vero, è vero. Quindi è un Perciò, piacere. Ma forse non si sa manco se starebbe più a casa sua con lei. Cioè, A lavorare com'è? a lavorare ci andavo. però stai che tu ogni frase stai a correggere. Ma guarda, rompi i coglioni, ma tanto, ma mica poco, Però io lo faccio per voi. No, ma non è possibile, devi stare attento a parlare perché lui ti corregge, Ma l'italiano è una bella lingua. ma sti cazzi. Capito? Insomma, uno ha una Basta responsabilità. che è comprensibile, no? Tanto pure se metto sì. il perché dopo, lo metto prima. Certo. Però La vita mi capisce. Però cerca di avere sto cazzo di perché. E che faccio? Beh, si allena. No. Si allena a levarlo. Perché non si può sentire. Non si può. E questo è come Si può. le pizze a portar via, non si dice. A sport, si dice. Pizza a sport. Oppure da portare via. Però non mi hai mai ripreso. Ma no, che ti Da sport. No, pizze da portare via o a portar via, non è italiano.
E non è italiano. Che pizza a portar via? È perché siete ignoranti come delle trebbie. Ma io sono ignorante. Beh, ho capito. Ignoratevi. Quanta ignorantità. C'è tanta ignoranza. Io italiano è sempre odiato. No, è una bella lingua invece. No. E pensa che faccio i compiti con tua figlia io. Pensa un Pure i po'. compiti faccio, Senti, Per tu hai studiato inglese e francese. senti. No, io voglio le lingue Senta, in generale. Che parli a gesti? A me fatemi mettere due conti vicini e vado avanti. Tu sei scientifica. Vedi? È più scientifico. La cosa no, è la cosa più importante questa. Pratica. No, Tanto poi le ai capiscono pizze- comunque, Tanto no? Se te a sport o mi dai due pizze che mi devo portare via, A hanno capito. migliaia. Demoniato. Indemoniato. Tieni. Ma guarda qua. Esci da questo corpo. Amore, volevi fare un figlio? No, ma poi no, ce l'ha il 9. No, ma poi Lucrezia è una cosa. Allora, la metto giù, questa piangeva, però hai visto, piangono, gli tieni il ciuccio, quella corre, io la vado a chiamare, esatto, non sei normale. Lucrezia, non sto facendo niente. Amore, questi sono tutti buoni motivi che tu rimuova qualunque tua velleità. No, ma poi no, Ma non Lucrezia via. che sta? Amore. Però di darti non ce l'ha. No, però mica si può fare. Oppure un bel aeroplano sul gas anche eventualmente. Se tu accendi un attimo il Guarda che ci ha gas. pensato mia sorella. Aeroplano e Mia sorella ci via. ha pensato. E bello, avevo preso delle gocce che costano già da solo diciamo, 19 euro, no? Ho detto, oh, vedi, guarda che il gas costa molto di meno. Il gas costa molto meno e fa effetti eccezionali. Se ne riparla domani Sei mattina. buona. Ma comunque questa bambina, io l'ho vista subito, c'ha una faccia di quelli che romperanno le palle per tutta la vita, da piccoli, da grandi. C'ha gli occhi di cosa, eh? Hai visto? E cosa? Sono padre Ralph e io il diavolo. E lei io. Un mio amico questo, guarda, ha degli occhi bellissimi, ma questo è di ghiaccio. Ciao, sono padre Ralph e io il diavolo. E lei io, guarda che a me fai una paura, fai. Mamma mia, chiudi quegli occhi. Che t'ho fatto? Guarda, che esorcista. Spalancati proprio. Mamma mia, l'espermista. Sì, come Cosa ma stropiccia, se fai la sonno, però non molla. Non molla. No, ma si perde la cognizione del tempo con questa. Adesso il canaro va via e possiamo stare tutti più tranquilli. Ma non deve perché. Oh, Ce l'ha senti. un po' di latte? Latte. Uguale. Vabbè, sta leggera, stasera è light, capito? È scaduto? Glielo devi. Sì, Glielo devi scaldare. No, dai. Abbiamo, sa perché sta a piangere, ha visto quei capelli, Ci sfibrato. Ti credo che piange, questa sta solo in braccio, ve la state spupazzando solo in braccio. Mica come il canaro che li metteva a lavorare già a 4 anni. Il braccio sono stati pochi bambini. Io comunque non ho mai fatto una nottata, lo sai, con loro. Ma non avevo dubbi. Mai. Perché dormivi dall'altra parte? Io che lei non facesse una Ti nottata. svegliavi proprio? Ah, ma mi racconti un attimo quando eri povero? Quando eri povero. Dai, ti prego. Dai, ti prego.